Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa mercoledì 30 aprile, come al solito le prime pagine dei quotidiani di oggi. A partire dal Corriere della Sera, l'argomento d'apertura: gli applausi agli agenti condannati per l'uccisione del ragazzo a Ferrara. Il ragazzo, titola il Corriere, sarebbe Federico Aldrovandi. 5 minuti di applausi. In piedi il sindacato autonomo di polizia SAP ha omaggiato così al suo congresso i 4 agenti condannati per aver pestato a morte il giovane Federico Aldrovandi. La madre del giovane dice rivoltante l'ira del premier e del ministro Alfano. L'altro argomento però che il Corriere mette in primo piano, l'intervista a Marina Berlusconi, che parla anche di politica. Oggi no, domani chissà, a proposito di un proprio eventuale ingresso in politica. Il mio giudizio su Renzi mi sembra il nuovo che arretra. Per la politica ho un grande rispetto, la seguo dall'esterno, il mio posto però è nelle aziende, dice Marina Berlusconi in questa intervista al Corriere. Non credo alla trasmissione dinastica della leadership, bisogna sapersela costruire, ma per la prima volta apre uno spiraglio. So che nella vita non si può mai escludere nulla, oggi è così, un domani se capitasse la politica, chissà. Dice Marina Berlusconi, alla guida della Mondadori dal 2003, membro del consiglio di amministrazione di Mediaset dal 2008 al 2012 nel CDA di Mediobanca. Poi vediamo i passaggi dell'intervista. Mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera, Palazzo Chigi sulla questione dei migranti in arrivo, troppo allarmismo, dice Renzi al ministro Alfano. Non c'è posto per i migranti, dice il Ministero dell'Interno, cioè Alfano, ma Renzi lo richiama. Per il Presidente del Consiglio si è fatto troppo allarmismo. Molti comuni però rifiutano di offrire sistemazioni. Dopo le prime dichiarazioni, il direttore della Polizia delle Frontiere precisa: tra i 600 e gli 800.000 sono in Libia, ma non è detto che siano pronti a partire. La parziale marcia indietro pronunciata appena uscito dal Parlamento non basta a frenare le polemiche. L'allarme lanciato ieri dal direttore dell'immigrazione, Giovanni Pinto, presso il Ministero dell'Interno, durante l'audizione alle commissioni esteri e difesa del Senato, fotografa la situazione e conferma il vero nodo da sciogliere: la sistemazione dei migranti che a migliaia dall'inizio dell'anno stanno sbarcando sulle coste italiane. Persone che si imbarcano in Libia e che hanno diritto all'asilo politico, scrive il Corriere della Sera, o quantomeno, più realisticamente, a presentare istanza affinché sia valutata la loro posizione. Il sistema è al collasso, non abbiamo più luoghi dove portarli, le popolazioni locali sono indispettite dal continuo arrivo di stranieri, dice l'alto dirigente del Ministero dell'Interno in Parlamento. Sono i numeri a confermarlo, e così si scatena la battaglia politica con Matteo Renzi che cerca di ridimensionare l'allarme, tra virgolette. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, all'Italia, una lettera di Etihad, il vettore arabo degli Emirati, che sta per comprare, tra virgolette, all'Italia. Ora riparte la trattativa, ma Etihad chiede 2.600 esuberi, più voli a Linate, ridimensionamento di Malpensa, centro a Fiumicino. Etihad torna in pista per acquisire una quota fino al 49% di Alitalia. Ieri a Fiumicino è arrivata la lettera dagli Emirati Arabi. La trattativa riparte, c'è la richiesta di 2.600 esuberi tra cassi integrati, solidarietà e assunzioni ad Abu Dhabi per il personale di volo. Il ministro Lupi dice positivo. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Gian Giacomo Schiavi si occupa dell'Expo, 1 maggio 2015, l'inaugurazione, manca un anno, proibiti altri errori. L'articolo di fondo del Corriere della Sera, firma di Giovanni Belardelli, invece tratta del decreto sulle tossicodipendenze, sul quale il governo ha messo la fiducia per ottenere in tempo la conversione in legge. La coscienza del rischio è il titolo dell'editoriale del Corriere della Sera, sul fatto che il fenomeno del consumo di droghe leggere rappresenta il centro del contendere intorno a questo decreto che modifica la legge Fini-Giovanardi. Il consumo di droghe leggere è un fenomeno che coinvolge 3 o 4 milioni di italiani. Non può essere affrontato solo con la galera, come auspica chi lamenta che il decreto legge, ora in votazione alla Camera, prevede solo sanzioni amministrative per i consumatori. Avere ridotto la pena per il piccolo spaccio, eliminando di fatto la reclusione in carcere, sostituita con pene alternative, è un punto qualificante della norma presentata dal governo.
Importante anche un'altra modifica rispetto alla Fini-Giovanardi, cioè il ripristino della distinzione tra quelle che nel linguaggio comune si chiamano droghe leggere e droghe pesanti, modifiche chieste da tempo da molti operatori del settore delle tossicodipendenze e ispirate a un principio di ragionevolezza. A condizione però, scrive Belardelli, di restare consapevoli dei rischi che il prolungato consumo di cannabis può avere soprattutto per gli adolescenti, in quanto incide negativamente sui meccanismi dello sviluppo neurologico con deficit di memoria e di apprendimento. Oltretutto, tra gli adolescenti il consumo di cannabis induce spesso a passare alle droghe pesanti, ma sulle possibili conseguenze negative dell'uso di cannabis spesso si tende a sorvolare. Sarebbe auspicabile, conclude l'editorialista del Corriere della Sera, che venisse accolto nel passaggio della legge di conversione del decreto al Senato l'emendamento del nuovo centrodestra che chiede di assimilare la cannabis ad alta concentrazione di THC, che è il principale principio attivo della marijuana, alle droghe più pericolose, giacché non tutti i tipi di cannabis sono uguali. Così Belardelli sul Corriere della Sera. C'è chi invece su altri quotidiani, in particolare Libero, segnala un altro fatto della legge, che ora è il giudice che deciderà tutto di volta in volta con totale arbitrio, cioè qual è il consumo personale, qual è la soglia dello spaccio, se la sostanza è droga leggera, se è droga pesante oppure no. Insomma, una legge che mette troppo potere, tra virgolette, di decisione discrezionale nelle mani dei giudici. Comunque questi sono gli argomenti di primo piano del Corriere della Sera. Poi c'è naturalmente in primo piano anche Berlusconi, attacchi ai magistrati e al Quirinale. Ora Berlusconi teme di perdere i servizi sociali, ma il Tribunale di sorveglianza, pur dicendosi attento a tutto, dice pure che l'ordinanza non sarebbe stata violata, quindi si vedrà, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo velocemente alla cronaca milanese e lombarda, aperta dal sindaco di Milano Pisapia, che commemora Ramelli alla cerimonia per ricordare il giovane missino ucciso nel 1975. Molto critica con Pisapia la sinistra radicale, e invece elogia Pisapia l'ex missino Tommaso Staiti di Cuddia, un gesto coraggioso. Nel frattempo gli antagonisti non ci stanno, blitz contro sedi della destra, assaltate 2 sedi di Forza Nuova e della Fiamma Tricolore a Milano nelle vie Tosi e Palmieri. Per la cronaca invece è evaso dal carcere di Bollate durante un permesso premio, un detenuto tunisino era stato condannato per omicidio e reati legati alla droga, era a Bollate dal 2007, aveva sempre avuto una condotta irreprensibile, guadagnando numerosi benefici, mentre un'evasione si registra anche dal carcere di Monza. Un marocchino che ugualmente beneficiava di un permesso, arrestato per sostanze stupefacenti, non ha fatto rientro, caccia delle forze dell'ordine. I sindacati di polizia e di guardia carceraria dicono rivedere il sistema. Poi c'è spazio sul Corriere della Sera per un commento di Marco Garzonio sul rimpasto in Regione Lombardia, politica vecchio stile, il titolo del commento. Mauro Parolini del Nuovo Centrodestra diventa assessore al commercio, ma per compensare Maurizio Del Tenno di Forza Italia, che fino a ieri era assessore alle infrastrutture, è stato creato un sottosegretariato apposito. Si occuperà sempre di infrastrutture, ma per l'Expo. Per ricompensare un sottosegretariato inventato per Forza Italia è stato poi dato un posto a un altro esponente del Nuovo Centrodestra di Alfano, Daniele Nava, per il quale si è predisposto ad hoc un incarico per l'attuazione della legge del Rio, per l'abolizione delle province e l'istituzione della città metropolitana. Rimpasto in regione, politica vecchio stile, scrive Marco Garzonio. Sempre dal Corriere della Sera e dalla cronaca lombarda poi c'è una storia curiosa da Seregno. Bonnie and Clyde, condannati per direttissima a 2 mesi, sono settantenni, rubano al supermercato, davanti al giudice dicono l'abbiamo fatto per gioco, benestanti nascondevano carne e pasta sotto la giacca. E infine una segnalazione, sempre dal Corriere della Sera in cronaca di Milano, allo spazio Cappellari di via Cappellari 3 a Milano fino al 10 maggio, una mostra fotografica su quando Milano viveva in bianco e nero, le immagini di Virgilio Carnisio che raccontano cortili, persone e lavori di una città, Milano, che non c'è più. Era il 68, dice il fotografo, e interi quartieri stavano scomparendo. Così iniziai a fotografare. Si parte da Piazza Duomo, dal cortile di San Gottardo, dalla bottega di un ombrellaio. Sono solo alcune delle foto in mostra in via Cappellari 3 fino al 10 maggio prossimo. Rimanendo in cronaca milanese, ma da Repubblica,
E a proposito di Regione Lombardia, incentivo per lo scooter, niente bollo per i ciclomotori, è pronto un bonus regionale per i cinquantini, i 50 centimetri cubici, oggi il voto in giunta sulla manovra. Maroni parla di sostegno alle 2 ruote e misura anti-inquinamento, che però farà entrare nelle casse del Pirellone 10 milioni di euro in meno. Sono arrivati a 800.000 in tutta la Lombardia i residenti che possiedono moto o motorino, scelta ormai trasversale a qualsiasi età. E infine, sempre dalla cronaca milanese e lombarda, ma del giorno, il quotidiano nazionale, un'intervista a Giovanni Petrali, che nel 2003 uccise un rapinatore, si candida con la Lega. Dopo la notte degli spari, una nuova vita a 80 anni. Avevo una pistola puntata alla faccia, la mano del rapinatore tremava, ero terrorizzato. Lui si è distratto per un attimo, ho reagito d'istinto afferrando la pistola che tenevo vicino alla cassa. Non pensavo a nulla, avevo la nebbia davanti agli occhi. Volevo solo che tutto finisse, era la terza rapina che subivo e ogni volta si sta peggio, dice oggi Giovanni Petrali, con lo sguardo sereno, scrive Il Giorno, di chi ha vissuto una vita piena ma nel passato ha una ferita. Era il 17 maggio 2003, erano da poco passate le 7 di sera, quasi orario di chiusura della tabaccheria, quando dei malviventi, pistole alla mano, irruppero nel suo locale, in piazzale Baracca a Milano. Lui reagì esplodendo dei colpi di pistola che uccisero uno dei 2 rapinatori. Oggi, a 80 anni compiuti, a febbraio, ha deciso di rimettersi in gioco candidandosi alle elezioni comunali a Pantigliate, dove vive, per la Lega Nord. Così Il Giorno, mentre La Stampa mette in primo piano, oltre al fatto di giornata che poi vedremo rapidamente perché è solo anche questo un annuncio, cioè la riforma della pubblica amministrazione. Oggi ci sarà una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri con il Presidente del Consiglio Renzi e la Ministra della Pubblica Amministrazione Madia. Vedremo sommariamente ciò che verrà raccontato dal Premier e dalla Ministra. Per quanto concerne la riforma della pubblica amministrazione ci si occuperà di TAR, di licenziabilità dei dirigenti. Auguri, Renzi attacca la burocrazia e via dicendo, poi lo vedremo. Mentre La Stampa mette in primo piano, da Torre al Mare, Bari, la storia raccontata da Nicolò Zancan sulla questione delle cellule staminali. Da Bari a Kiev, Ucraina, la nuova rotta delle cellule staminali per i bambini autistici, una rotta della disperazione, la definisce La Stampa. Uno psichiatra pugliese diventa il nuovo Vannoni. Le famiglie pagano 12.000 euro a viaggio, senza conferme scientifiche. La MSL ha rappresentanti in tutto il mondo e promette di trattare varie patologie con le cellule staminali. Il racconto inizia appunto da Bari. In teoria l'indirizzo giusto sarebbe via Bari 29, così dice il biglietto da visita, ma il mondo del dottor Nicola Antonucci, che si definisce specialista in psichiatria, è nascosto dietro un portone condominiale al Civico 27, chissà perché. Dalla strada non si vede niente, all'interno una villetta in affitto, sul cancello la targhetta Biomedical Center for Autism Research and Treatment. Qui si viene a cercare una cura per l'autismo, quella che la medicina ufficiale non può offrire. Partendo da qui si può organizzare un viaggio in Ucraina per sottoporre un figlio malato a un trattamento a base di cellule staminali. 12.000 euro a infusione, compresi i biglietti aerei, 2 notti in hotel e rimborso spese per il medico accompagnatore. Antonucci è il medico accompagnatore. Nel ramo, dunque, scrive Niccolò Zancan sulla Stampa, non c'è solo Davide Vannoni, l'inventore del metodo Stamina, che la Procura di Torino ritiene una truffa. Vannoni si candida alle prossime elezioni europee. Il mondo dei venditori di miracoli è affollatissimo. A pagina 6 della Stampa, invece, brevemente, c'è da segnalare anche l'articolo di Paolo Festuccia sulla RAI, che porta in borsa le antenne. Qualcuno parla di vendita addirittura di Rai 2. Già votammo sulla RAI tanti anni fa per la privatizzazione RAI. Comunque quotare parte di Rai Way, e non se ne fece nulla ovviamente, quotare parte di Rai Way, cioè il ramo societario della RAI che ha le antenne e gli impianti, per raccogliere 150 milioni di tagli imposti dal decreto legge che introduce il bonus di 80 euro per l'IRPEF. Su questo si scatenerà il dibattito, inutile perché non se ne farà nulla, comunque si vedrà. Sulla riforma della pubblica amministrazione annuncia in pompa magna La Stampa: lo Stato potrà licenziare i dirigenti. Non è così facile, anzi tutt'altro, esistono leggi e tutele
che vanno ben oltre i titoli dei giornali. Comunque oggi il Premier presenta le proposte del governo, stop dai sindacati, non si fa senza consultarci. E ancora dalla Stampa di Torino, pagina 9, c'è da segnalare un'intervista di Marco Zatterin da Bruxelles a colui che, uno degli emergenti in Europa per le prossime elezioni europee, tutti lo prevedono, Nigel Farage, il leader dello UKIP, United Kingdom Independence Party, che è dato addirittura primo partito alle prossime europee in Inghilterra, ebbe una felice battuta Farage, una delle tante, perché è un tipo piuttosto brillante come oratore in Parlamento, e definì costui, ovvero l'uomo che oggi intervista la Stampa, il presidente del Consiglio europeo dal 2009, il suo mandato scade a novembre, un politico fallito in Belgio e, come la maggior parte dei vertici europei, riciclato in Europa. Ad ogni modo, Herman Van Rompuy è diventato abbastanza famoso per essere stato definito da Nigel Farage uno che ha il carisma di uno straccio bagnato, con rispetto parlando, credo anche da parte di Farage. Ad ogni modo, Herman Van Rompuy dice alla Stampa di Torino che l'Italia deve rispettare le regole, così che Bruxelles sarà flessibile. Ora gli impegni concreti: rafforzare il lavoro senza dimenticare la crescita, pensando a ricerca, qualità, export. Politica italiana: in 5 anni 4 premier, ma un solo presidente napolitano. È positivo, è un elemento di stabilità, dice lo straccio bagnato, ovvero il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. Ma a pagina 12 della Stampa c'è un'altra intervista degna di nota, è quella all'ex leader sudafricano Frederik Willem de Klerk. Oggi il Sudafrica discrimina i bianchi, i neri sono favoriti in tutto. Oggi credo che Mandela sarebbe infastidito dal crescente tono razzista dell'African National Congress. Attendo il giorno in cui il colore del presidente non sarà più un elemento determinante. De Klerk è stato presidente del Sudafrica dall'89 al 94. Nel 90 annunciò il rilascio di prigionieri politici, fra cui Nelson Mandela. Nel 91 iniziò a smantellare le leggi sull'apartheid. Nel 93 de Klerk vinse il premio Nobel per la pace insieme a Mandela. L'anno seguente è quello delle elezioni democratiche con la partecipazione dell'African National Party di Mandela. Nel 97 de Klerk lasciò la politica. Il Sudafrica di oggi, dice de Klerk, è ancora più ineguale di quello del 1994. La decisione di favorire i neri nelle istituzioni pubbliche e nell'economia ci sta portando a una situazione in cui si viene scelti per il colore della pelle e non per le reali competenze. Siamo vicini al punto in cui non ci potremmo più definire una democrazia non razzista. La strumentalizzazione delle cariche pubbliche per promuovere obiettivi di partito e gli attacchi retorici stanno indubbiamente portando a un deterioramento delle relazioni tra le varie minoranze. L'economia è 3 volte quella del 94 in Sudafrica. Sono state costruite case per il 25% della popolazione, garantiti servizi base come elettricità e sanità a milioni di sudafricani. Tuttavia, siamo una società ancor più ineguale del 1994, innanzitutto per il fallimento della scuola, che non fornisce educazione di livello all'85% dei bambini. Si aggiunga l'inaccettabile tasso di disoccupazione: solo il 43% dei sudafricani tra 15 e 64 anni ha un lavoro. Inoltre, le tanto acclamate politiche di eguaglianza hanno sì permesso al 20% della popolazione nera di entrare a far parte della classe media, ma per il 50% degli estremamente poveri è stato fatto poco e niente. Sono sicuro che Mandela sarebbe profondamente dispiaciuto dalla rampante corruzione all'interno dell'African National Congress e dall'apparente assenza di punizioni da parte del partito nei confronti dei responsabili. E credo che sarebbe infastidito anche dal crescente tono razzista dell'African National Congress, dall'effetto negativo che questo atteggiamento sta avendo sulla riconciliazione nazionale. Oggi il Sudafrica discrimina i bianchi. Infine, sempre dalla Stampa, ancora un'intervista e ancora su un tema internazionale, in questo caso la Russia. Le sanzioni non funzioneranno, è stato un errore cacciare Mosca dal G8. A parlare in questi termini è Günther Plüger, è stato il rappresentante tedesco durante la crisi del Kosovo alle Nazioni Unite, ambasciatore di Schröder. Solo in Sudafrica le sanzioni hanno avuto effetto, dice l'ex ambasciatore alle Nazioni Unite durante il governo Schröder. Le sanzioni alla Russia non funzionano.
Misure contro uomini vicini a Putin, rabbia russa, una cortina di ferro che non va bene, dice Plüger. Infine dalla Stampa, da segnalare ancora, pagina 30, nella pagina della cultura e degli spettacoli, l'articolo di Mirella Serri su un libro che è uscito da poco, Le lettere di Palmiro Togliatti, il migliore, non fatemi monumenti, raccolte le lettere 44-64 del leader comunista, analisi politiche, ironia, giudizi tranchant e intuizioni che mezzo secolo dopo si confermano attuali, scrive Mirella Serri. Se vogliamo rinnovare la sinistra è a lui che dobbiamo guardare più che a Berlinguer, sostiene l'ex direttore dell'Istituto Gramsci, Vacca. Odiava gli inglesi, da lui si poteva ottenere molto se gli si dimostrava che un'iniziativa li danneggiava. Era l'annotazione di Togliatti su Badoglio. Togliatti contro Berlinguer. Se vogliamo rimodernare la sinistra italiana dobbiamo tornare alle origini, dice Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Gramsci, nell'anno in cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa di Berlinguer, 50 da quella di Togliatti. È molto più attuale l'insegnamento del migliore, come veniva chiamato, Palmiro Togliatti. Bisogna guardare e avere come punto di riferimento Togliatti. Qualche assaggio della sua modernità? Nel 1946 incarica Luigi Longo di compilare una relazione sul modello federativo del Partito Laburista inglese. Poi questa sua attenzione sarà frustrata dalle contrapposizioni estreme della guerra fredda, ma appena può rilancia. Nel 1962 torna alla carica, intensifica i rapporti col Labour, i socialisti francesi, i socialdemocratici tedeschi. Uno straordinario esempio per l'oggi, dice Vacca. Adesso, per aiutarci a riscoprire l'avventura umana e politica di Togliatti, sono in arrivo le sue lettere, una ricca scelta della corrispondenza in gran parte inedita nel volume La guerra di posizione in Italia, epistolario a cura di Gianluca Fiocco e Maria Luisa Righi, con la prefazione dello stesso Vacca. Esce da Einaudi, cioè da Berlusconi. Lasciamo la Stampa e andiamo alla prima pagina di Repubblica. Tra le altre cose, su Repubblica in prima pagina c'è il pezzo di Andrea Bonanni, un'analisi sul futuro prossimo Parlamento europeo in mano agli anti-europei. Scrive Bonanni: l'esercito di anti-euro che si prepara ad invadere l'emiciclo del Parlamento europeo rischia di presentarsi come un'armata Brancaleone, minacciosa per la sua consistenza numerica, ma politicamente insignificante e non in grado di influenzare le scelte dell'Europa. Se messi tutti insieme, estrema destra e estrema sinistra, i deputati contrari ai trattati europei e alla moneta unica formerebbero il primo partito all'interno del prossimo Parlamento europeo, perché tutti i sondaggi sono dati per sicuri, tra virgolette, ma la coabitazione è impossibile, non solo perché la sinistra di Tsipras non potrebbe mai far fronte comune con la destra di Marine Le Pen, ma anche perché all'interno di quel grande partito della paura che intercetta i voti di destra, le incompatibilità sono maggiori delle sintonie. Insomma, sostiene Bonanni, l'esercito che si prepara a invadere il Parlamento europeo è un'armata Brancaleone. L'esercito degli anti-euro o degli anti-europei, come li chiama Repubblica. Pagina 9 di Repubblica, da segnalare invece, tornando alla questione delle elezioni europee, il sondaggio shock del pensatoio del think tank inglese Open Europe. I partiti populisti al 30% alle prossime europee. A Strasburgo conquisteranno almeno 218 dei 751 seggi. Le previsioni premiano Le Pen, Wilders e Grillo, ma la maggioranza pro-integrazione, cioè per andare avanti sulla strada europea finora seguita, non è in pericolo. Mentre sempre da Repubblica, tornando alle cose più prettamente italiche, c'è il servizio di Filippo Ceccarelli sui fotografi, gli amici, i consiglieri e i consigliori, insomma la corte fiorentina che ha portato a Roma Matteo Renzi. L'ultimo arrivato a Palazzo Chigi è un fotografo, il paparazzo di Rignano sull'Arno, il paese dello stesso Renzi, e anche le recenti nomine pubbliche portano in Toscana. Davvero molte opportunità offre oggi il potere, scrive Ceccarelli. Boschi è diventata ministro, Bonafè capolista in Europa. Antonella Manzione sarà capo dipartimento affari giuridici a Palazzo Chigi. La Corte dei Conti ha detto che non ne ha i titoli, si vedrà. Giuliano da Empoli, presidente a Firenze del gabinetto BSO, sarà consigliere politico del Premier. C'è posto perfino per il conduttore di Rai 1 Conti, quello sempre abbronzato,
collaborò al primo libro di Renzi e ora condurrà Sanremo 2015. L'ultimo arrivato è il fotografo ufficiale e personale di Renzi, Tiberio Barchielli, da Rignano sull'Arno. È sbarcato a Roma insieme al Premier. Al comune paesello sull'Arno ha dedicato anche un libro. Per il resto proviene dal paparazzismo regionale toscano. Gioie e dolori. Fra questi ultimi ebbe a suo tempo qualche problema con Di Pietro in visita a Firenze. Dirige un sito dal titolo, al giorno d'oggi non troppo rassicurante, Gossip Blitz. Anche lui sbarca a Palazzo Chigi con Renzi, con la corte fiorentina che circonda Renzi a Roma, scrive Repubblica. Sempre da Repubblica, il bonus IRPEF, i famosi 80 euro che qualcuno dice saranno 54, però non importa perché 80, 54 ce li giochiamo al lotto, magari ci va bene. Come lo copriamo però finanziariamente il bonus IRPEF? Che coperture finanziarie ha? Perché per dare devo trovare anche le risorse. Ebbene, il 60% viene dalle tasse, la copertura del bonus IRPEF. Quindi da una parte si dà, dall'altra si prende. Il bonus IRPEF, scrive Repubblica, sarà coperto al 60% da nuove tasse e le una tantum, per coprire il resto, fanno la differenza. Una manovra da 7 miliardi e 600 milioni per dare ai lavoratori dipendenti italiani i mitici 80 euro o 54, si vedrà, non importa, e per tagliare l'IRAP del 10%. La manovra è coperta per il 40% da misure una tantum, cioè non potranno queste misure essere replicate l'anno prossimo. L'anno prossimo come lo copriamo? Si vedrà con la prossima legge di stabilità, quella che era la vecchia finanziaria, in autunno. Le misure una tantum per coprire quest'anno la spesa degli 80 euro o 54, chi se ne importa, valgono circa 3 miliardi, cioè il 40% dell'intera manovra. Perché misure una tantum? Perché valgono per questi mesi del 2014 e poi scompaiono, non sono entrate permanenti, strutturali anno dopo anno. Si tratta delle imposte che le banche dovranno pagare sulle plusvalenze relative alla rivalutazione delle quote possedute dalle banche in Banca d'Italia. Si tratta dell'anticipo delle tasse da parte delle imprese sulla rivalutazione dei beni e dell'IVA che sarà recuperata dal pagamento di alcuni vecchi debiti della pubblica amministrazione alle imprese. A proposito, ve lo ricordate Renzi che diceva il pagamento totale dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese? Non arriviamo neanche a 5 miliardi su 90, forse 100, 120, non si sanno neanche esattamente le cifre in ballo. Comunque i miliardi sono più di 90 da dare alle imprese che hanno fornito beni e servizi alla pubblica amministrazione e il pagamento totale, insomma, 5 miliardi scarsi, secondo voi sono uguali a 90? 5 miliardi uguale a 90 o 100 miliardi? Totale. Non è più vero neanche ciò che diceva il principe De Curtis, che è la somma che fa il totale. Qui non è neanche più vera la matematica. Pagamento totale dei debiti della pubblica amministrazione. Saluti, potremmo rispondere. Tanti saluti. Le entrate permanenti, gli aumenti strutturali delle tasse, ammontano, per coprire sempre i famosi 80 euro o 54 di bonus IRPEF, che poi c'è una lieve differenza, no? Perché se devo trovare risorse per pagare 80 euro è un conto, per pagarne 54 è un altro. Il rischio è che faccio finta di dire che devo trovare risorse per pagare 80 euro, cioè 7,6 miliardi. Poi ne arrivano 54 e il resto cosa sono? Le tasse in più. Le tasse in più che sono state messe per coprire gli 80 euro. In tasca non te ne arrivano 80, te ne arrivano meno, ma le tasse arrivano a coprire gli 80 euro. La differenza rimane nelle casse dello Stato ed esce dalle tasche dei cittadini. Le entrate permanenti, cioè gli aumenti strutturali di tasse, ammontano a circa 1 miliardo 400 milioni di euro, pari al 18,6% dell'intera manovra di recupero di risorse per finanziare il bonus Renzi e il taglio IRAP. Di questa partita la posta più consistente è rappresentata dall'aumento della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie, inclusi i conti correnti e i depositi postali. Porteranno 720 milioni quest'anno. Ma a conti fatti, scrive Repubblica, se con una mano il governo Renzi redistribuisce, dall'altra preme sulle tasse, perché complessivamente le tasse peseranno sulla manovra per il 60% dell'intero ammontare. Quanto ai tagli di spesa, se la vedano regioni, province e comuni che devono tagliare 700 milioni a testa.
auguri anche e specialmente ai sindaci già alla canna del gas, quelli virtuosi, quelli onesti, perché quelli non virtuosi se la passano molto meglio. È uno degli effetti del patto di stabilità all'italiana, grazie ai governi di centrodestra e centrosinistra degli anni scorsi, che non hanno fatto un tubo per evitare le disparità e le ingiustizie. Chi è sprecone, lo è stato in passato, è stato premiato col patto di stabilità, perché si è fatto finta di partire tutti dalla stessa linea. Non è vero, non erano tutti sulla stessa linea i sindaci, sono stati trattati come se lo fossero, e quindi chi sprecava in passato ha continuato a farlo e ha potuto continuare a farlo. Chi invece aveva già limato le spese è stato costretto ad aumentare la lima, il lavoro di lima, diciamo così. Chiudiamo da Repubblica con la pagina di Repubblica 2 dedicata al tema dei massoni, delle massonerie, dei complottismi, delle leggende che affascinano a quanto pare i giovani. Illuminati di tutta la rete, unitevi, è l'articolo di Guido Ceronetti a pagina 48 e 49 di Repubblica. Tra angeli rock e demoni razzisti, un viaggio nelle radici delle leggende complottiste che affascinano i giovani. Su Repubblica del 23 aprile scorso era riportato dal quotidiano francese Le Monde un articolo sulla manipolazione mentale dei giovani, liceali dei sobborghi, la rete come oracolo, un po' di Dan Brown, mediante influenze indotte subliminalmente, attraverso cui un complotto di occultisti, col nome tradizionale di Illuminati, manifesterebbe le proprie mire di dominio mondiale, scrive Ceronetti. Posso osservare che in ogni punto la rete non è innocua. L'ago magnetico è fisso sulla stella del male, per quanto il bene più rassicurante possa fluirne a vagonate. Resta la parola di McLuhan che il mezzo è il messaggio. Inizia così il pezzo di Ceronetti, che non abbiamo il tempo di leggere tutto, mentre Libero apre la sua prima pagina con i giudici che minacciano Berlusconi. Bomba sulla campagna elettorale, scrive Filippo Facci. Al tribunale di sorveglianza non piace quel che Berlusconi ha detto in TV sulla sua condanna e ora i giudici vagliano se spedirlo agli arresti domiciliari. Assurdo, scrive Facci, che lui si proclami innocente, i giudici lo sapevano benissimo, non possono impedirgli di dirlo agli elettori. Mentre il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, si occupa dell'inchiesta condotta da Libero in questi giorni e che prosegue anche oggi sulla Guardia di Finanza. Anche la Finanza è vittima di questa politica, sostiene Belpietro. Vanno cambiate le leggi per avere un fisco umano. Se si vuole evitare di vessare un paese, se si vuole che le persone per bene non vivano le tasse come estorsione organizzata, bisogna riformare il sistema e tocca ai politici. Quali numeri? I miliardi iscritti nel bilancio dello Stato come recupero dell'evasione non sono redditi non dichiarati, ma frutto di errori formali. Sostiene Belpietro. Sempre dalla prima pagina di Libero, campi di sterminio, Napolitano è il vero negazionista, il pezzo è di Davide Giacalone, che ricorda quando l'attuale capo dello Stato, Giorgio Napolitano, era negazionista sui gulag e su Solzhenitsyn. 40 anni fa l'esponente del Partito Comunista Italiano celebrava sul quotidiano L'Unità l'immensa portata liberatrice della rivoluzione d'ottobre. Berlusconi accusa i tedeschi, ma il presidente Napolitano negava i gulag e negava che Solzhenitsyn fosse un prigioniero. Mentre perfino Dracula si schiera contro il fisco italiano. Dracula è l'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco nei governi Prodi. I finanzieri protestano perché dicono che le distorsioni danneggiano anche la Guardia di Finanza, ma Vincenzo Visco aggiunge che c'è troppa repressione, la colpa è dei governi e non dei militari della Guardia di Finanza. Chiudiamo la prima pagina di Libero con le foto tarocche dell'ex ministra Kyenge col Papa Wojtyla, autorazzismo della Kyenge nel commento di Selvaggia Lucarelli, altro scatto, altra foto dell'ex ministro con Wojtyla e altro autogol. Il giornale ha mostrato ieri in prima pagina che la foto della Kyenge che stringe la mano di Papa Wojtyla era una specie di foto taroccata. C'è la prima fotografia pubblicata sul profilo Facebook dell'ex ministra Cécile Kyenge in cui molti hanno visto un fotomontaggio maldestro perché Papa Wojtyla, che stringe la mano della ministra Kyenge, in realtà sembra avere ben 3 mani. Di fronte alle critiche piovute
Sul capo, la signora Kyenge, scrive Libero, ha risposto ieri pubblicando una nuova fotografia ripresa, si legge sul web, dagli archivi vaticani. L'immagine dimostra che l'incontro tra la giovane futura ministra della Repubblica Italiana e il pontefice polacco è realmente avvenuto. Ma questa nuova fotografia è molto diversa dalla precedente, a cui d'altra parte assomiglia per alcuni elementi, ma sono diversi lo sfondo, le posizioni delle ragazzine, gli abiti, il volto del pontefice e via dicendo. Soprattutto a essere diversa è la stessa Cécile Kyenge. Nell'originale è una ragazzina dai tratti marcatamente afro, in quella modificata i capelli sono rasati e l'aria decisamente più europea. Così la mette Libero. Per quello che ce ne può importare a noi, comunque in primo piano su Libero c'è la questione delle persecuzioni fiscali, con un'intervista all'ex ministro Visco di Barbara Romano. I blitz fiscali creano evasione fiscale, sostiene colui che fu ribattezzato Dracula da Tremonti e che ora molti rimpiangono. A dire il vero, l'ex vice ministro all'economia e ministro delle finanze solidarizza Visco con il finanziere che ha raccontato al Libero quel che non va nella Guardia di Finanza. Adesso basta con i metodi repressivi, ne parlerò con Matteo Renzi, promette Vincenzo Visco. Ora un'indagine parlamentare chiede invece Forza Italia, e poi ci sono i finanzieri che si difendono. Siamo vittime anche noi. Ha scritto al quotidiano Libero il sindacato delle Fiamme Gialle. I governi ci tagliano i fondi, ma pretendono risultati sempre maggiori. Se siamo duri coi contribuenti non è per colpa nostra. Ma su Italia Oggi vedremo una notizia interessante a proposito di dove va il fisco a raccogliere i soldi e come fa ad ottenere gli obiettivi. In Italia ci sono 21 regioni, giusto? E ci sono territori, anche questo è un dato di fatto, dove l'evasione fiscale è molto più alta che non altri. Se prendiamo per esempio Lombardia e Calabria, abbiamo la fotografia di due paesi completamente diversi, come se stessimo parlando della Norvegia e del Bangladesh, due paesi completamente differenti, con tassi di evasione fiscale neanche lontanamente comparabili. Si vedono i saggi del professor Ricolfi, ma anche i documenti ufficiali del Ministero delle Finanze. Ebbene, secondo voi, la Guardia di Finanza in Italia va a recuperare i quattrini laddove l'evasione è altissima o laddove l'evasione invece è nella norma europea come in Lombardia? Dopo vediamo Italia Oggi cosa ci racconta, numeri alla mano. Tornando invece a Libero, c'è il colonnello della Guardia di Finanza che con Libero afferma sì, il sistema va riformato, il corpo della Guardia di Finanza è sotto pressione e a volte ne fanno le spese i cittadini. Il vero nodo è stabilire leggi più chiare. Il fisco mi dà ragione, ma devo pagare, sono invece le parole di un imprenditore rassegnato. L'ufficio IVA mi ha contestato 12.000 euro anche se la legge era dalla mia parte. Alla fine, racconta l'uomo, mi hanno fatto capire che mi conveniva cedere. Loro hanno una percentuale su quanto recuperano. Come il pizzo, la tangente. Anche se avessi fatto ricorso avrei dovuto saldare la multa. Poi con calma mi avrebbero rimborsato. A questo punto meglio la mafia. Fu una peraltro delle trovate di Tremonti quella di dire adesso paghi subito anche se poi fai ricorso. Dopodiché si vedrà. A pagina 11 di Libro abbiamo già detto di Giacalone che si occupa di Napolitano che negava i gulag. E perciò lasciamo Libero e andiamo a dare un'occhiata al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina, con Marco Travaglio e il suo editoriale, una piccola rassegna dei candidati alle prossime elezioni europee. Teniamoci strette, inquisiti da esportazione, è il titolo dell'editoriale di Travaglio. Teniamoci strette, premette Travaglio, queste elezioni europee, perché rischiano di essere le sole democratiche con quelle comunali, perché con l'Italicum che vogliono Renzi e Berlusconi continueremo a votare per deputati nominati dai partiti. Col Senato delle autonomie verranno abolite le elezioni direttamente e i senatori li sceglieranno i consigli regionali, cioè di nuovo i partiti. Con le elezioni europee, insieme alle comunali, invece, teniamocele strette perché sono le sole democratiche. Si vota col proporzionale e i candidati, scelti dai partiti, a parte i 5 Stelle che li hanno fatti selezionare dagli iscritti al blog di Grillo, dovranno sudarsi le preferenze a una. È il caso dunque di conoscere i candidati un po' meglio.
pare che le sole liste senza inquisiti né condannati siano quelle della Lega Nord, 5 Stelle e Verdi Green Italia. Per quanto riguarda Forza Italia, ha escluso l'impresentabile Scajola per far posto a imputati e condannati. Aldo Patriciello pregiudicato per finanziamento illecito, Raffaele Fitto condannato in tribunale per corruzione, finanziamento illecito e abuso, Franco Bonanini, ex presidente del Parco delle Cinque Terre e peraltro una vita nel PC, PDS, DS, PD, amico peraltramente dell'ex ministro attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera Brunetta, il quale casualmente nel Parco delle Cinque Terre presieduto dall'amico ha ristrutturato un bel rustico con splendida vista sul golfo e via dicendo, oggetto di qualche polemicuzza ma naturalmente di nessun addebito. Dunque, Franco Bonanini, amico di Brunetta, dopo una vita nel PC, PDS, DSPD, si candida adesso con Forza Italia alle europee. Bonanini è stato arrestato e imputato per truffa allo Stato, falso abuso, corruzione, concussione, violenza privata e calunnia. Era stato eletto nel 2009 col Partito Democratico, si ricandida adesso con Forza Italia in Liguria. Poi c'è Giampiero Samorì, indagato per associazione a delinquere nel crack della banca Tercas, la cassa di risparmio di Teramo. Clemente Mastella è stato appena assolto in un processo, ma ne ha altri, fra cui per associazione a delinquere. Innocenzo Leontini è indagato per peculato nella Rimborsopoli siciliana, soldi pubblici in gioielleria e per pagare una multa. Anche Fratelli d'Italia nel suo piccolo si ingegna. Agostino Ghiglia ha una vecchia condanna a 9 mesi per aggressione fascista. Gianni Alemanno indagato per finanziamento illecito. Antonio Iannone, presidente provincia di Salerno, indagato per abuso d'ufficio nella gestione di ASL. Il nuovo centrodestra, per distinguersi dal vecchio, scrive Travaglio, schiera Giuseppe Scopelliti, appena condannato a 6 anni per abuso d'ufficio e costretto a dimettersi perciò da governatore di Calabria, ma come eurodeputato sarà perfetto per fare un po' vetrina all'Italia. Paolo Romano, presidente del Consiglio regionale in Campania, è indagato per Rimborsopoli, peculato. Guido Podestà, imputato per firme false alle regionali lombarde 2010. Il ministro Lupi, indagato per abuso d'ufficio a Tempio Pausania per nomina di un presidente autorità portuale, è stato appena archiviato, ma hanno deciso di candidarlo lo stesso. Il nuovo centrodestra si presenta in tandem con l'UDC, che porta il suo tributo alle quote marron, con il segretario Lorenzo Cesa, già arrestato nel 93, condannato in primo grado a 3 anni e 3 mesi per corruzione e scandalo ANAS, poi salvato da un cavillo e dalla prescrizione. Cesa di nuovo indagato per finanziamento illecito nell'affaire Finmeccanica. Non per nulla è capolista al sud, scrive Travaglio. Il Partito Democratico si ispira al motto «Gli altri son peggio di noi», scrive Travaglio. Dunque il PD centellina le quote marron un po' sotto di quelle altrui. Renato Soru, imputato per evasione fiscale plurimilionaria nei paradisi fiscali, indagato per falso in bilancio e aggiotaggio. Nicola Caputo, consigliere in Campania, indagato per truffa, peculato nella Rimborsopoli regionale, migliaia di euro di fondi istituzionali spesi in bibite. Perciò la commissione di garanzia del partito lo escluse dalle liste per le politiche 2013, ma bien buono per l'Europa adesso. Come la collega Anna Petrone, anche lei indagata per peculato. Il sindaco di Ischia Ferrandino è invece imputato per falso ideologico e abuso, avrebbe disboscato una collina per costruire una caserma della Forestale, deputata proprio a evitare gli scempi ambientali. Viva l'Italia, viva l'Europa, conclude Marco Travaglio dopo aver passato in rassegna gli inquisiti da esportazione. Gli inquisiti che Fratelli d'Italia, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, UDC e PD vogliono portare in Europa, mentre il pifferaio magico Renzi è tutto annunci, minacce, rinvii, titola Il Fatto a pagina 3. In Senato parla di dimissioni, a porta spiega che sulla pubblica amministrazione indicherà soltanto le linee guida e per la campagna elettorale punta su Palazzo Chigi. Pagina 6 del Fatto, poi c'è un'intervista al professor Gian Enrico Rusconi, politologo torinese, tra gli italiani più accreditati a Berlino, scrive Il Fatto, editorialista della Stampa.
uniti nell'odio per la Merkel, sono tanti gli europei che la pensano come Berlusconi. Temo che siano i tedeschi a decidere di abbandonare l'euro, costruire una doppia moneta e abbattere ogni sogno di unità europea. È un pericolo reale, dice Rusconi in questa intervista ad Antonello Caporale per il Fatto Quotidiano. E sempre dal Fatto Quotidiano il servizio di Marco Lillo e Valeria Pacelli che torna su I Dell'Utri, le slot machine e l'ombra dell''ndrangheta a Milano. Marco Dell'Utri, figlio del senatore Dell'Utri agli arresti a Beirut, ha venduto per 1.800.000 euro nel 2012 i suoi mini casinò a un gruppo nel 2009 in rapporti con il boss dell''ndrangheta Flaki. Ben prima del viaggio del 24 marzo scorso alla volta di Beirut insieme al padre Marcello, il figlio di Marcello Dell'Utri, Marco, 32 anni, ha pensato bene di fare cassa vendendo le sue sale da giochi in quel di Milano. Dell'Utri Junior ha incassato 1.800.000 euro vendendo le sale di Viale Gran Sasso e Via Santa Rita alla The Box SRL del gruppo G Holding di Andrea e Alessandro Gasparri. Alessandro Gasparri, 40 anni, di Legnano, era emerso, anche se mai indagato, in una vecchia indagine sul clan Flaki, la famiglia di 'ndrangheta capeggiata un tempo dal boss Giuseppe, detto Pepe, 62 anni, nato a Reggio Calabria, e dal figlio Davide Flaki, 35enne, nato a Milano. Nel marzo 2011 il GIP Gennari scriveva: Davide Flaki intrattiene rapporti personali con Alessandro Gasparri, con il quale si accorda per l'installazione di slot machine in alcuni locali. Il tribunale aveva disposto per Alessandro Gasparri soltanto una blanda misura, quella della sospensione di 6 mesi dalla carica di amministratore della società Royal SRL, una delle società del gruppo guidato oggi dal fratello Andrea, socio come Alessandro al 50% nella capogruppo G Holding. I rapporti tra Alessandro Gasparri e Davide Flaki risalivano al 2010 e riguardavano le piccole slot machine da bar. Da un lato il figlio dei boss riusciva a far installare e gestire videopoker nei bar di Milano, in particolare alla Comasina. Dall'altro lato Alessandro Gasparri forniva le macchinette dei grandi concessionari del gioco con la sua società. A fine mese Flaki emetteva fattura regolare a Gasparri per i suoi servizi. Si legge in sentenza che la gestione della sala giochi di Milano in via Fontanelli 9 costituisce evidente riprova dello stretto legame esistente tra Davide Flaki e la Royal SRL di Gasparri. Nell'ultimo bilancio la Royal fattura 13,4 milioni, l'intero gruppo G Holding 25. La società Jackpot Game, fondata dal figlio del senatore Dell'Utri, Marco, per gestire le 2 sale di Santa Rita e Gran Sasso a Milano, nelle quali erano installate le videolottery della B Plus di Francesco Corallo, fattura invece 1,9 milioni, con un utile di 284.000 euro nel 2013. Per dare un'idea della dimensione del gruppo Gasparri, l'Assemblea, che ha approvato a febbraio l'ottimo bilancio 2013 di Jackpot Game di Dell'Utri, non si è tenuta a Milano, ma a Tallinn, in Estonia, nella sede dell'Olympic Entertainment Group, una società quotata in borsa che gestisce 82 casinò nei paesi baltici e che ha scelto proprio i Gasparri come partner in Italia. Nelle carte dell'indagine sui fidi facili della Banca Popolare di Milano, all'epoca Ponzellini, ci sono, oltre al contratto con Marco Dell'Utri, 2 segnalazioni di operazioni sospette dell'Ufficio Informazioni Finanziarie della Banca d'Italia, l'antiriciclaggio insomma, ai fini appunto del rispetto della normativa antiriciclaggio relative al conto della G Holding di Gasparri al banco di Desio. La prima, scrive Banca Italia, è stata eseguita ordinante Olympic Entertainment Group, banca ordinante Swedbankas di Tallinn, Estonia, causale introito, sottoscrizione, incremento di capitale. La seconda operazione sospetta è stata solo preannunciata e successivamente rifiutata. Sulla base di tale provvista preannunciata ma non pervenuta, la parte ha anticipato la richiesta di assegni circolari per 1.825.000 euro necessari all'acquisto della totalità delle quote della Jackpot Game, cioè la società di Dell'Utri Junior. In pratica, scrivono Marco Lillo e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano,
A pagare Dell'Utri Junior sarebbe dovuta essere la società estone, titolare di casinò nei paesi baltici. Ma il Fatto Quotidiano ha scoperto un'altra coincidenza. Alberto Dell'Utri, zio di Marco, gemello di Marcello, in passato è stato socio di un avvocato che, secondo il GIP Gennari, nel 2009 frequenta sistematicamente la famiglia Flacchi, anche in occasione dei rientri del capostipite Giuseppe detto Pepe. L'avvocato si chiama Domenico Chindamo e per il GIP si presta a tutta l'operazione di intestazione fittizia della società Bingo SRL, detentrice della discoteca The Sad, rappresentando Paolo Martino e Davide Flacchi. Paolo Martino è un altro dei nomi eccellenti delle inchieste di 'ndrangheta in Lombardia, con piena consapevolezza del carattere fittizio dei complessi passaggi societari messi in campo per occultare la presenza di mafiosi calabresi. Paolo Martino è stato arrestato nel 2011 e condannato l'anno scorso a 17 anni, mentre Flacchi Junior è stato condannato a 14 anni, il padre Pepe a 20 anni. Domenico Chindamo, avvocato mai indagato, è stato pedinato il 2 luglio del 2009, mentre a bordo di una Ferrari S430 incontrava Davide Flacchi, il figlio del boss. Oggi, al Fatto Quotidiano, l'avvocato Chindamo dice: «Ho seguito professionalmente il signor Flacchi per una questione finanziaria. La cena era per il conseguimento di un risultato tecnico. Va detto», conclude il Fatto, «che Chindamo in realtà aveva solo una piccola quota nella società di Alberto Dell'Utri, il fratello di Marcello, lo zio di Marco. Si chiamava Lo Monaco Immobiliare. Stata costituita nel 2002. Alberto Dell'Utri è tuttora amministratore delegato. Capitale sociale 10.000 euro. I soci 2, Maurizio Lo Monaco, avvocato milanese, e appunto Chindamo, che versa la piccolissima quota di 104 euro su 10.004. La società ha sede a Milano, si occupa di ristrutturazione, acquisto, vendita immobili. Una decina di anni fa, spiega al Fatto Alberto Dell'Utri, aprimmo questa società che per mia negligenza non ho ancora chiuso. Dovevamo fare operazioni immobiliari non fatte. È come un cadavere putrefatto. Sintesi: Dell'Utri, le slot machine, l'ombra dell''ndrangheta a Milano. Marco, figlio del senatore Dell'Utri, ha venduto per 1.800.000 euro nel 2012 i suoi mini casinò milanesi a un gruppo che nel 2009 era in rapporti col boss Flacchi. Chiudiamo dal Fatto Quotidiano con la segnalazione dell'articolo di Giorgio Meletti sulla rivincita di Renzi e la diserzione dei poteri forti nel Fatto Economico di oggi. Nel 92 Cuccia riuniva nel suo ufficio i grandi capitalisti per affrontare Mani Pulite. Oggi non saprebbe chi invitare perché il Premier regna da solo. Per anni la cosiddetta società civile si è sentita oppressa da Berlusconi. Ora che il cavaliere non c'è più, è svanito anche il potere della borghesia. I pochi banchieri e industriali rimasti devono chiedere udienza alla politica per contare qualcosa. Questa è l'interpretazione di Meletti, mentre a pagina 13 va segnalato l'articolo di Marco Palombi sugli archivi dell'INPS, un mistero da 75 milioni di euro, senza gara, altro che digitale. Dal 98 lo Stato italiano paga una società dai proprietari sconosciuti per custodire i faldoni dell'INPS. La risposta alla domanda è affermativa, ha detto il ministro del lavoro Poletti 16 aprile scorso nell'aula della Camera a una lunga interrogazione del deputato 5 Stelle Baldassarre. Domanda semplice: è vero che l'appalto per la gestione dell'archivio dell'INPS è stato assegnato senza gara a una società di nome Delta 1 Servizi SPA? Sì, ha risposto il ministro Poletti. È vero, ammette il governo. Il governo però non aggiunge altro. Peccato, scrive il Fatto, perché si tratta di una storia istruttiva su una certa leggerezza del settore pubblico. Perciò abbiamo ricostruito come fu che tutto l'archivio INPS, vale a dire quell'immensa massa di carta e supporti ottici prodotta ogni giorno dal più grande ente previdenziale d'Europa, sia finita a Pomezia e Ciampino, provincia di Roma, al non modico prezzo di 8,3 milioni di euro all'anno, più esborsi variabili. Tutto inizia nel lontano 98, quando l'INPS, all'epoca guidato da Gianni Biglia, affida senza gara l'appalto per la gestione del suo intero archivio alla Delta 1 Servizi per 9 anni. Si tratta di trovare un posto in cui sistemare un mare di fascicoli, conservarli con una certa cura e riportarli indietro in caso di bisogno. Costo dell'operazione 45 miliardi di lire dell'epoca più la solita quota variabile.
Si dirà altri tempi, mica tanto, visto che il contratto viene rinnovato estate 2008 al prezzo stavolta di 75 milioni più variabili fino a luglio 2017. Stavolta la gara l'avranno fatta? Niente affatto. Il contratto parla di procedura negoziata, cioè trattativa privata. Peccato che questa sia ammessa solo in casi molto particolari, nessuno dei quali ricorre nel caso dell'INPS. Quel servizio può essere erogato da qualunque azienda operi nel settore. Dunque, la vera discriminante è il prezzo e la gara era necessaria. La faccenda all'epoca venne discussa anche all'interno dell'INPS. Ci furono perplessità del Comitato di indirizzo e vigilanza e anche del magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell'INPS. Ma alla fine anche il nuovo contratto partì e i magistrati contabili rimasero zitti. La faccenda all'epoca per così dire, all'epoca venne fuori, era il luglio del 2008 e all'INPS era appena iniziato il lungo regno di Mastrapasqua, caro al gentiluomo di Sua Santità Gianni Letta. Il valore del contratto per gestire questi archivi dell'INPS fu fissato in 75 milioni di euro per 9 anni, più le parti variabili per le eccedenze di peso, che adesso cominciano a essere corpose, visto che dal 2012 il contratto della Delta 1 Servizi si è arricchito anche dell'archivio dell'INPDAP fuso nell'INPS, l'ente pensionistico del settore pubblico. Ad oggi non si sa quale sia l'esborso complessivo dell'INPS per la gestione degli archivi e il governo si è ben guardato dal rivelarlo nella risposta all'interrogazione parlamentare. Già così, comunque, più di qualcuno ha sottolineato che 8 milioni e mezzo all'anno soltanto per traslocare il cartaceo e custodirlo è un prezzo esagerato. Per cifre inferiori, l'INAIL ha provveduto a digitalizzare gli archivi e i servizi. Insomma, un appalto assai oneroso, concesso senza gara e senza pianificare il futuro, a una società di cui si sa molto poco, perché la Delta 1 Servizi SPA risulta fondata nel 93, ha sede a Pomezia, 52 dipendenti, un amministratore unico, valore della produzione al dicembre 2012 11,1 milioni di euro, utili 2,3. Significa che se INPS non è suo unico cliente ci manca poco, ma la cosa più interessante la si scopre cercando i proprietari di questa società Delta 1 Servizi SPA che gestisce gli archivi cartacei dell'INPS a prezzo non trascurabile. Non si sa chi sono i proprietari, visto che sono schermati dal socio unico che è una fiduciaria, Banca Finnat, che poi significa banca legata al Vaticano, alla famiglia Nattino. Questo è un nome interessante, scrive infatti Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, perché si tratta della banca, la Finnat, della famiglia Nattino, ubiqua al potere romano. Francesco Gaetano Caltagirone è nel CDA, come Nattino Senior è in quello di Caltagirone Editore. Una banca con grandi entrature in Vaticano. Monsignor Scarano, per dire, il famoso Monsignor 500 euro, cita spesso nelle carte della recente inchiesta sullo IOR la banca Finnat. In questo caso però Finnat fiduciaria è solo uno schermo, per carità, legale. Resta la bizzarria di un ente pubblico che concede appalti senza gara a una società di cui non si può conoscere la proprietà perché è schermata dal socio unico che è una fiduciaria, quella della banca Finnat, giusto appunto. Pubblicità, previsioni del tempo e poi ancora 2 segnalazioni dal Fatto Quotidiano, poi passiamo a Italia Oggi per risolvere quel quesito là. Ma secondo voi la Guardia di Finanza, il Fisco, la Direzione delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate, tutto l'apparato insomma fiscal succhiatorio, repressivo, sanzionatorio, recuperativo di risorse, bla bla bla, insomma il Fisco dove va a cercare i soldi? Nelle zone dove c'è tanta evasione o nelle zone dove ce n'è poca, a livello europeo come in Lombardia? Domanda retorica, ma vedremo le percentuali e i numeri che sono interessanti. Su Italia Oggi.
Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua
subito l'800 22 20 20 e buon caffè a tutti. Quest'anno Pontida si fa in 4. 1, 2, 3, 4 maggio. Quest'anno a Pontida convegni su indipendentismo, identità, territorio, lavoro, concerti gratuiti a chilometro zero nel più grande evento dell'anno. Giovedì 1 maggio, mentre sul palco romano sfileranno i soliti big della musica commerciale allineata, a Pontida alle ore 21 si terrà il concerto gratuito di Davide Van der Sfros. Davide Van der Sfros in concerto gratis giovedì 1 maggio, ore 21 a Pontida. Tutte le informazioni sul sito www.leganord.org. Bene, torniamo al Fatto Quotidiano per segnalare soltanto a pagina l'articolo del professor Alberto Bagnai sulle contraddizioni insanabili dell'euro. Non serve una preparazione scientifica per capire che la moneta unica non può reggere se fondata su debiti, paternalismo e blocco del mercato valutario. Mentre l'altro articolo di Stefano Feltri è dedicato al basso profilo della ministra dello sviluppo economico Federica Guidi, ex capo dei giovani di Confindustria, 45enne modenese, figlia d'arte. La Guidi persa tra i pasticci di Zanonato, l'ex ministro dello sviluppo economico. Ha ereditato un ministero ingovernabile a causa delle riforme del predecessore, l'ex sindaco PD di Padova. Per ora si concentra sull'energia, ma è sostanzialmente desaparecida. Lasciamo il Fatto per andare appunto a Italia Oggi, così risolviamo il quesito su dove vanno a pescare le risorse le agenzie delle entrate, l'apparato fiscale italiano. Non nelle regioni a più alta evasione fiscale, ma in quelle che hanno un'evasione fiscale assolutamente nella norma europea, come la Lombardia. Per raggiungere gli obiettivi su scala nazionale, e poi la chiamano nazione, Stato unito e via dicendo, è come se avessi 20 soggetti in una comunità, devo raggiungere un obiettivo all'interno della comunità e concentro le mie attenzioni soltanto sulle tasche di uno dei 20 soggetti, la Lombardia. Il fisco raccoglie in Lombardia, titola Italia Oggi in prima pagina in apertura. La direzione regionale delle entrate di Milano nel 2013 ha fatto accertamenti per 2 miliardi e 851 milioni, un terzo del totale, raggiunto il 98% del budget. Al secondo posto il Lazio, ma con soli 876 milioni. L'anno scorso le direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate hanno portato a casa 8 miliardi e 380 milioni di accertamenti, l'86,52% del budget assegnato dai vertici dell'amministrazione finanziaria ai fini della lotta all'evasione. Dai dati relativi agli obiettivi finanziari 2013 emerge che la regione dalla quale viene un terzo del raccolto totale è la Lombardia, con 2 miliardi e 581 milioni. Al secondo posto il Lazio, che produce un terzo della Lombardia, soltanto 876 milioni. Tutto il resto è mancia, cioè le regioni a più alto tasso di evasione, chi se ne frega. In prima pagina su Italia Oggi c'è però anche un sondaggio Lorien, al voto tra poco meno di un mese sotto il segno dell'anti-europeismo, ma anche del PD. È quel che emerge dall'ultima rilevazione della Lorien Consulting sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzata in esclusiva per Italia Oggi. Alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, il Partito Democratico, secondo Lorien Consulting, si attesterà al 34,5% dei voti. Movimento 5 Stelle, secondo partito, col 23,5%, Forza Italia 19%, il 15,5% in meno rispetto al PD, Nuovo Centrodestra di Alfano prenderebbe il 6,5%, la Lega Nord il 5,5%, la lista di sinistra Tsipras il 4%, cioè sul filo del quorum. Questo secondo il sondaggio Lorien in prima pagina su Italia Oggi. Sempre da Italia Oggi poi, ecco cosa dicono i favorevoli e i contrari al nuovo trattato fra Stati Uniti e Unione Europea, e Tino Oldani che torna dopo l'articolo di ieri sulla questione del nuovo trattato commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea denominato TTIP, cioè Transatlantic Trade and Investment Partnership. Entusiaste le multinazionali, ma i costi sociali stanno frenando le trattative. Per capire cosa potrebbe cambiare dopo l'approvazione di questo nuovo trattato commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea,
Lo scandalo del pollo transgenico in Germania cade a fagiolo, scrive Oldani. Il colosso americano McDonald's, con una lettera alla sezione tedesca di Greenpeace, ha ammesso di avere ripreso nei fast food tedeschi l'uso della carne di pollo allevato con cibi transgenici, meno costoso ma considerato veleno dagli ambientalisti. In questo modo il colosso statunitense del fast food si è rimangiato un impegno preso 13 anni fa. Del caso si occuperà il governo tedesco, che dovrà decidere in base alle leggi nazionali integrate con i regolamenti di Bruxelles. Dunque una disputa in cui saranno rispettate la sovranità tedesca e quella europea nella tutela della salute dei consumatori. Nell'ipotesi che il trattato TTIP fosse già entrato in vigore, la soluzione sarebbe stata molto diversa. Il condizionale è d'obbligo, visto che la bozza ufficiale del trattato è segreta. Capirai che bello. Ma su alcuni dettagli, grazie ai 600 consulenti statunitensi impegnati nella trattativa contro i 6-7 funzionari europei, le indiscrezioni sono piuttosto precise. Perciò si può dire che la vicenda del pollo transgenico sarebbe stata sottoposta non alle autorità tedesche, ma a un arbitrato privato, gestito da un organismo per la risoluzione delle controversie previsto dal trattato. Poiché il principio fondante del nuovo trattato è la libertà di mercato nel senso più ampio, con una tutela esplicita degli investitori e della proprietà privata, in caso di controversia è previsto che le multinazionali possano appellarsi all'organismo di risoluzione per rivalersi sui governi che, a loro giudizio, siano colpevoli di ostacolare il raggiungimento del profitto. La sovranità nazionale finirebbe col cedere il passo a quella del libero mercato, sconvolgendo le basi del diritto e della democrazia rappresentativa. Una simile prospettiva è vista ovviamente con favore dalle multinazionali, con terrore dai movimenti sociali e politici attenti alla difesa dei diritti individuali e collettivi, dal welfare all'ambiente, dall'agricoltura all'alimentazione, dall'energia alla sanità. Per questo motivo, scrive Tino Oldani, che ha un merito fondamentale, quello di parlare di una cosa della quale non sta parlando nessuno, e soprattutto in vista delle elezioni europee invece sarebbe un tema interessante, importante, anche perché la trattativa riguarda il commercio fra Stati Uniti e Unione Europea in senso molto ampio, con ricadute pesanti anche sugli standard del welfare, non soltanto sulle questioni prettamente commerciali. E questo trattato, Transatlantic Trade and Investment Partnership, è negoziato in segreto, con una sproporzione di forze enorme, perché da una parte i negoziatori sono 600 rappresentanti e consulenti americani delle multinazionali, dall'altra ci sono solo 6-7 funzionari in rappresentanza dell'Unione Europea, nessun italiano, un presidente tedesco all'interno di questo gruppetto di 6-7 persone. 6-7 persone che rappresentano l'Unione Europea contro 600 consulenti statunitensi, il tutto nel segreto, perché la bozza del trattato è ufficialmente segreta. Dunque, per circa 60 associazioni europee politicamente trasversali questo modo di fare non va bene e le 60 associazioni si sono coalizzate per denunciare le maggiori storture del trattato. Naturalmente si tratta di indiscrezioni e di ciò che si è venuti a conoscere principalmente in virtù del fatto che i consulenti americani hanno fatto conoscere qualcosa, perché dall'Europa è arrivato il nulla, segreto totale sul trattato. Le 60 associazioni accusano governi e partiti, scrive Oldani, di colpevole negligenza rispetto alle ricadute del nuovo trattato, considerate per lo più negative. Una polemica destinata a salire di tono, visto che il trattato Stati Uniti-Unione Europea potrebbe essere pronto per la ratifica in coincidenza con il prossimo semestre italiano di presidenza di turno europea. I fautori del trattato sostengono che l'abolizione delle barriere fra Stati Uniti e Unione Europea, barriere tariffarie e non tariffarie, porterebbe a un unico, grande, libero mercato con 800 milioni di consumatori e notevoli vantaggi, milioni di nuovi posti di lavoro, più crescita del PIL tra i 68 e i 199 miliardi di euro per l'Unione Europea, fino a 95 per gli Stati Uniti. Uno studio del Center for Economic Policy Research di Londra, per conto della Commissione Europea, ha stimato che i 199 miliardi previsti al massimo di maggior prodotto interno lordo europeo significherebbero una maggior ricchezza di 545 euro a famiglia. Questo sarebbe un regalo del trattato, col quale l'Europa si lascerebbe la crisi alle spalle.
Meno trionfalistico un altro studio, compiuto da Prometeia su incarico del governo Letta, che sui temi internazionali era più attento di Renzi. Pur giudicando in modo positivo il trattato, Prometeia ha calcolato che il vantaggio sarebbe di una crescita del PIL europeo pari a 0 in caso di liberalizzazioni limitate, dello 0,5% a seguito di liberalizzazioni totali. Di parere opposto le previsioni di un centro di ricerche austriaco, l'OFSE. L'abolizione delle barriere tariffarie farebbe anzi perdere al budget europeo 2,6 miliardi all'anno, somma non trascurabile in periodo di crisi. L'occupazione non aumenterebbe affatto, la disoccupazione stabile per la profonda riorganizzazione dei mercati. A beneficiare dei maggiori scambi commerciali sarebbero soprattutto le multinazionali, a scapito delle piccole e medie imprese. Nel caso dell'Italia, delle 210.000 imprese che esportano, le prime 10 detengono il 72% dell'export totale e beneficerebbero maggiormente del trattato. Inevitabile l'invasione di prodotti made in USA. In definitiva, l'OFSE austriaco prevede pochi benefici economici, molti rischi, costi potenziali. Quali costi? Ecco qualche esempio tra quelli indicati dai movimenti antitrattato. Le norme europee su pesticidi, OGM, carne agli ormoni, qualità degli alimenti sono più restrittive di quelle statunitensi, ma potrebbero essere impugnate di fronte a un arbitrato privato e condannate come barriere commerciali illegali. Idem per le legislazioni europee sul lavoro, più rigide di quelle degli Stati Uniti. Basterebbe un arbitrato per aprire la strada alla deregulation più ampia, anche salariale, cancellando decenni di conquiste sindacali. Sul tema energia, gli stati che dovessero vietare il fracking per estrarre il gas, come ha fatto la Francia, i shale gas, potrebbero essere citati in giudizio per aver ostacolato la libera impresa e condannati per danni. Idem per quegli stati o per enti locali che dovessero privilegiare il settore pubblico per servizi come acqua, trasporti, educazione, sanità, previdenza, perché anche questi entrerebbero nel discorso del mercato. Last but not least, nessun controllo sui movimenti di capitale. Con tutta evidenza, conclude Tino Oldani, pagina 7 di Italia Oggi, è in gioco il futuro delle prossime generazioni. Per questo non è accettabile che il trattato, il TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, il trattato fra Stati Uniti e Unione Europea, non è accettabile che sia deciso a porte chiuse, con una trattativa segreta, come è avvenuto finora. E chi vuole rappresentare l'Italia in Europa è bene che si svegli e cambi verso a un trattato in cui rischiamo di essere solo perdenti. Così Tino Oldani su Italia Oggi a pagina 7. L'articolo di ieri e quello di oggi sono da leggere assolutamente. Mentre a pagina 12 vi segnalo il pezzo di Riccardo Ruggeri, nella sua rubrica Il cameo di Riccardo Ruggeri, sui keynesiani che danno il massimo nei talk show, con le loro affermazioni sempre a metà strada fra marxismo e cristianesimo francescano. Si parla del libro del momento, ovvero il libro dell'economista francese Piketty, definito addirittura da Paul Krugman il testo più importante del decennio, il nuovo Carlo Marx e compagnia bella. Da quando ho smesso di fare il manager operativo 17 anni fa, scrive Ruggeri, ogni primavera passo qualche tempo a New York. Non è vacanza, ma non è neanche lavoro. Guardo, annuso, immagazzino sensazioni che poi mi serviranno per riflettere e forse per scrivere. Ho l'ambizione di cogliere segnali deboli per capire i trend del futuro. È probabile che sia un'illusione, vista la configurazione umana e professionale della rete da me scelta, persone comuni, per capire aspetti considerati dagli esperti molto complessi. Ma ho seguito la teoria di Camus, che sui temi sociali trascurava i maestrini del pensiero e ascoltava solo le persone comuni. Per prepararmi all'appuntamento di maggio, racconta Ruggeri, ho incontrato un amico conosciuto negli anni 90 a Londra, dove lavoravo e vivevo. Mi ha aggiornato sull'atmosfera, questo mi interessava, che si respira ora nelle banche d'affari della City. Nel frattempo ho superato la metà del libro, 700 pagine, che sta spopolando nei salotti radical chic di New York, il capitale del XXI secolo del francese Thomas Piketty.
Sono pronto a partire. Certo, non si può recensire un libro avendone letto solo la metà. Lungi da me volerlo fare, ma a me interessano le suggestioni che emana. Tecnicamente è un libro perfetto e lo vedi subito, scrive Ruggeri. Ha raccolto i dati di quei paesi dove l'imposta sul reddito è presente da tempo: Occidente, Cina, India, parte del Sud America. Quindi i dati sui patrimoni, utilizzando le statistiche delle successioni. E infine si è focalizzato su Europa e Giappone per capire il rapporto fra una società patrimoniale e una società oligarchica. Ciò che eccita l'autore del libro, Piketty, è però il mitico trentennio dorato dal 45 al 75, dove le diseguaglianze, prepariamoci, una parola che presto sarà di moda, come gli ultimi di Bergoglio, diminuirono sia per la crescita economica e demografica sia per l'aumento delle tasse sui ricchi. È un libro ruffiano già dal titolo, che scimmiotta Marx, Il capitale del XXI secolo, si intitola questo libro dell'economista Piketty, che spopola presso i radical chic di New York. Il libro è ruffiano già dal titolo, scimmiotta Marx, e già dal tema politicamente corretto, le diseguaglianze, come lo sono in genere i keynesiani, che notoriamente danno il massimo nei talk show, la cui clac si spertica in applausi ad ogni loro affermazione, sempre a metà strada fra il marxismo e il cristianesimo francescano. Peccato che le ricette di John Maynard Keynes, come tutte le altre, a volte funzionino, a volte no. A differenza dei suoi epigoni, prosegue Riccardo Ruggeri, Keynes scriveva però con un linguaggio letterario e un inglese eccelso, anche se i temi su cui si confrontava erano più vicini alla divinazione che alla scienza. Anche Keynes era posseduto dall'ossessione intellettuale di una società ordinata e di un mondo migliore, trascurando di porsi la domanda chiave: chi paga? O meglio, Keynes dava la risposta, come la dà Piketty. Ci pensano le tasse, vuoi sui grandi patrimoni, vuoi sulla ricchezza accumulata. Dov'è il trucco? Lo è sull'interpretazione del termine ricchezza accumulata. Non lo dicono esplicitamente, ma per loro riguarda le classi medio-basse. Questo è il punto, perché la storia di colpire i grandi patrimoni, lo dicevamo ieri, la storia di colpire i grandi patrimoni è una favola. In realtà, quando tu devi fare cassa, devi andare a colpire i patrimoni normali delle classi medio-basse. Al solito, scrive Ruggeri, il problema non sono le analisi, che nel libro di Piketty sono sontuose, ma le ricette, cioè il chi paga. Purtroppo le ricette non ci sono, o meglio, sono le solite, che dimostrano di funzionare nelle crisi convenzionali, non in quelle drammatiche come quella del 29 o quella di oggi. Da anni leggo la grande crisi nell'ottica di un imprenditore e di un manager che fa parte della classe medio-bassa della società. Vedo la crisi come una grande opportunità, anzi una benedizione di Dio per mutare i nostri comportamenti folli, impostici dai Blankfein, dai Soros, dai Buffett, dai giornali liberali che li supportano, dai politici Obama, Cameron, Merkel, Hollande, domani Renzi, che li rappresentano. Costoro, da un lato, vogliono trasformarci in consumatori seriali, dall'altro vogliono sottrarci attraverso le tasse i nostri patrimoni di piccola entità ma numerosi che noi e i nostri padri abbiamo accumulato. La patrimoniale diffusa è la loro ossessione. Considero l'esaltazione, meglio il battage, come fosse il lancio di una bevanda gassata dell'edizione in lingua inglese del libro di Piketty, dopo il modesto successo dell'edizione francese e il suo personale insuccesso sulla tassa Depardieu, come un segnale debole di difficoltà dell'establishment liberal, cioè di sinistra fondamentalmente, oggi al potere. Mi chiedo perché che si rendano conto che la loro strategia del gioco delle tre carte, con la quale campano da 30 anni sulle nostre spalle, stia facendo acqua? Che la soluzione guerra che ci ha salvato dalla crisi del 29 sia oggi improponibile? Comunque tranquilli, scrive Riccardo Ruggeri, l'Occidente non sarebbe neppure attrezzato per farla una guerra, al di là di ridicole sanzioni non si va. Un fatto mi pare acquisito. Conclude Ruggeri, sempre maggiori fette di sudditi stanno perdendo le illusioni, sono entrati nella fase della disperazione
anticamera di quella fase che incombe, dalla parola che temiamo perfino pronunciare, rivolta. L'Occidente è seduto sulla faglia di Sant'Andrea, sappiamo, come lo sanno i californiani. Il terremoto verrà, non sappiamo quando. Ungaretti, nel 1917, la chiamava l'allegria del naufragio. Così Riccardo Ruggeri a pagina 12 di Italia Oggi. Sono 2 gli articoli che vale la pena assolutamente di leggere, secondo me, su Italia Oggi di stamani, quello di Tino Oldani e questo appunto di Riccardo Ruggeri. A pagina 14 invece Giovanni Bucchi si occupa del leghista Gianluca Pini, che ci riprova, durante il governo di Mario Monti ce l'aveva quasi fatta, a fare che? A emendare la legge Vassalli per introdurre la responsabilità civile per i magistrati che sbagliano. Battaglia nobile, auguri. Mentre a concludere c'è da segnalare anche da Lisbona l'articolo di Alberto Pasolini Zanelli sul Portogallo, che ha fatto tutti i compiti a casa prescritti dall'Europa, dalla Troica, l'inchiesta di Pasolini Zanelli nei diversi paesi europei alla vigilia del voto, oggi il Portogallo. Privatizzazioni a tappeto, ma anche emigrazione alle stelle. Debito pubblico che è cresciuto, PIL che si è ristretto. Insomma, la solita ricetta alla greca, ma di Portogallo e Grecia da questo punto di vista non si parla più, cioè di come vive la popolazione. Pubblicità e poi andiamo alla prima pagina della Padania con Alfano l'Africano. L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GNP Onlus è formata da volontari che si mettono a disposizione del prossimo in occasioni di calamità. L'attività svolta dai suoi volontari è completamente gratuita. Dai il tuo 5 per 1000 alla GNP Onlus. Codice fiscale 9404 08 50 276 oppure visita il sito gnponlus.org. La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord regala a tutti i suoi militanti l'abbonamento gratuito al quotidiano La Padania Online. Per tutto il 2014 leggere La Padania sarà ancora più facile e comodo. Collegati subito al sito www.lapadania.com. Segui le istruzioni per i militanti e con un semplice clic potrai scaricare e leggere tutti i giorni il tuo quotidiano. Più facile di così? Per saperne di più, vai su www.lapadania.com. La Lega Nord augura a tutti i suoi militanti buona lettura. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche. Offre un servizio personalizzato, dall'ideazione della grafica all'esecuzione della stampa, con tecnologie innovative che assicurano la massima qualità del prodotto. Depliant, cataloghi, roll-up, striscioni, manifesti. Con Damiano Brambilla la tua azienda troverà il giusto mezzo per farsi notare e scegliere. Chiama subito il 338 30 55 350 o scrivi a dambram@tin.it. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quest'anno Pontida si fa in 4. 1, 2, 3, 4 maggio. Quest'anno a Pontida convegni su identità, territorio, lavoro. Concerti gratuiti a chilometro zero nel più grande evento dell'anno. Sabato 3 maggio Radio Padania presenta il Concertone. Musica dal territorio dalle 18 a tarda notte. Tutte le informazioni sul sito www.leganord.org. Torniamo allora alla prima pagina, in questo caso della Padania, con Alfano l'Africano. Anche il Viminale scarica Alfano, le parole del dirigente del Viminale che abbiamo citato prima, sull'operazione Mare Nostrum che ha incrementato le partenze. In Libia c'è un esercito di 800.000 immigrati che attende di imbarcarsi per l'Italia, dice il dirigente del settore immigrazione del Ministero dell'Interno.
Commenta Matteo Salvini, la Lega è pronta a denunciare Renzi e Alfano perché non stanno facendo nulla per fermare l'invasione. Siamo pronti a partire col referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Su euro e immigrati, il secondo titolo di prima pagina della Padania, Berlusconi il moderato delude i suoi elettori, e su Facebook Salvini fa il pieno di consensi degli azzurri pentiti. In prima pagina sulla Padania il manifesto di Pontida, un'altra Europa è possibile, domenica 4 maggio, basta euro, ma Pontida inizia giovedì, domani, 1 maggio, pranzo dei lavoratori con Matteo Salvini alle ore 12 e poi una serie di incontri, anche musicali, alla sera il concerto di Davide Van der Spross alle 21, venerdì e sabato altri incontri e altra musica, domenica 4 maggio dalle 9 l'apertura dei gazebo, dalle 11.30 gli interventi politici. 25 giorni alle elezioni europee, ricorda ancora la Padania in prima pagina. Il primo piano della Padania è dedicato a Salvini e Marine Le Pen che smontano il bluff di Grillo, opportunista e chiacchierone. La leader del Front National francese, in un'intervista che abbiamo letto ieri su Il Giornale, dice: non l'avete ancora capito? Beppe non lotta contro il sistema, vuole solo i voti della sinistra. All'attacco anche il segretario del Carroccio Salvini. Lo vediamo in spiaggia che parla contro Napolitano, Renzi e Berlusconi, ma poi chi prova a liberare l'Italia dalla gabbia dell'euro e a cancellare la legge Fornero siamo noi, dice Salvini. La Lega da trincea cattura anche i delusi del Caimano, Berlusconi. Il Caimano ammosciato, lo definisce la Padania. Un post di Salvini su Facebook scatena l'insoddisfazione degli elettori di Forza Italia pronti a votare il Carroccio. Il segretario Salvini dice: Berlusconi attacca tutto e tutti ma difende l'euro e non dice una parola sull'invasione di clandestini. Che delusione. Sento che tanti suoi elettori il 25 maggio sceglieranno noi. Ne conoscete qualcuno? Ha postato Salvini su Facebook e da lì si è scatenata il commento, l'adesione di ex elettori di Forza Italia. La domanda del leader leghista ha innescato una pioggia di confessioni tra gli azzurri pentiti. Lo sfogo più divertente e più ricorrente: Silvio è un grandissimo leader ma il partito è troppo moderato, basta euro. Lo sfogo non più divertente, ho sbagliato, più ricorrente è questo qui. Mentre, sempre dalla Padania, gli spot della RAI santificano l'Unione Europea, soldi pubblici utilizzati per colpire gli anti-euro, si domanda la Padania. Solleva molti dubbi la serie di video trasmessi dalla RAI in cui viene fornita un'immagine patinata, efficiente, umana, indispensabile dell'Unione Europea. In onda una serie di filmati che dimostrano quanto sia buona l'Unione Europea e quanto pericolose le posizioni anti-Bruxelles. Interrogazione della Lega in commissione di vigilanza RAI. Alle elezioni europee, dice il senatore leghista Centinaio, si presentano anche liste che sollevano dubbi su questa Europa e sull'utilizzo della moneta unica. Lo spot della RAI sembra elettorale. Intanto, sempre dalla Padania di oggi, salva Roma, da Renzi la solita minestra, assistenzialista e sprecona. Il decreto passerà con la complicità del Movimento 5 Stelle. I grillini affossano anche la norma per la responsabilità civile dei magistrati. Gianluca Pini della Lega dice: sono schizofrenici, difendono un privilegio odioso e anacronistico. E sempre dalla Padania di oggi, arrivano in 800.000, gli scafisti ringraziano l'operazione Mare Nostrum. Il contenuto della sconvolgente audizione del direttore generale dell'immigrazione e polizia delle frontiere Giovanni Pinto, che è stato ascoltato in Parlamento. Per il ministro Alfano ci sarebbero stati 600.000 clandestini pronti a invadere il bel paese, debitamente traghettati dalla Marina Militare Italiana. Errore. Per il suo funzionario all'immigrazione ce ne sarebbero fino a 800.000 con il biglietto in mano. Ha parlato ieri il direttore centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno Giovanni Pinto, ascoltato in audizione dalle commissioni difesa ed esteri del Senato. Secondo Pinto ci sarebbero 800.000 persone, se non di più, pronte a partire dall'Africa verso l'Europa, cioè l'Italia in primis. Durante l'audizione il quadro tracciato è stato allarmante. Decisamente sospetta la successiva retromarcia sull'allarme, innestata dallo stesso Pinto al termine dei lavori. Attraverso la Libia, ha detto Pinto in audizione, giunge l'universo mondo. In quel paese c'è la percezione di assoluta mancanza di controllo. Rischiamo di vedere aumentare sensibilmente il numero dei clandestini. In Libia non c'è un primo ministro, non c'è compagine governativa, non ci sono ministri.
Ci sono clan, 2 in questo momento, che hanno il controllo, uno moderato, l'altro estremista supportato dal Qatar. I rappresentanti nominati dall'Assemblea sono alle dipendenze delle tribù che controllano il territorio. Non abbiamo di fronte un governo col quale dialogare, mancano interlocutori, possiamo dare tutti gli aiuti che vogliono, ma poi potrebbero essere usati in maniera negativa, ha detto ancora l'alto dirigente del Ministero dell'Interno. E senza la collaborazione dei paesi d'origine o di ultima partenza che riprendano in carico le imbarcazioni intercettate non è possibile fare alcunché. Quanto all'operazione Mare Nostrum, l'alto dirigente del Ministero dell'Interno, direttore centrale anzi di Immigrazione e Polizia delle Frontiere, ascoltato in Parlamento, Giovanni Pinto, ha detto che in pratica l'operazione Mare Nostrum ha dato risultati eccellenti, ma in sostanza ha incrementato le partenze dalla Libia. Non solo, Pinto ha spiegato che le operazioni si svolgono a 30-40 miglia dalle coste libiche. Le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di uomini lo sanno e ricorrono a natanti di qualità sempre peggiore, gommoni artigianali fatti in casa e barconi fatiscenti, tanto poi arriva la Marina Militare Italiana a fare il carico. Il prezzo del viaggio si è abbassato, non hanno bisogno di mettere carburante e cibo perché sanno che la percorrenza massima sarà di 10-12 ore. Le organizzazioni stanno lucrando ingenti somme da questo traffico, cioè l'operazione Mare Nostrum sta facendo l'interesse dei trafficanti. Di fatto, con questa ricostruzione, scrive la Padania, si è ammesso che la Marina Militare Italiana è stata costretta a diventare complice degli scafisti. Per Pinto occorre una exit strategy da Mare Nostrum, cioè l'operazione Mare Nostrum va archiviata. Bisogna ripensare l'organizzazione del pattugliamento in mare, ha detto l'alto dirigente del Ministero dell'Interno, di cui non trovate traccia oggi sui giornali, non ce n'è. Quindi l'articolo di Giovanni Polli a pagina 6 della Padania almeno riporta le affermazioni in Parlamento, non al bar, del direttore centrale dell'immigrazione della Polizia delle Frontiere, Giovanni Pinto. Durante l'audizione il dirigente si è anche detto consapevole degli altissimi costi sociali dell'accoglienza indiscriminata. Il sistema di accoglienza è al collasso, ha detto Pinto. Non abbiamo più luoghi dove portarli e le popolazioni locali, non solo quelle siciliane, sono, diciamo così, indispettite da questi nuovi arrivi che disturbano anche le attività ordinarie. Dure le parole anche nel riconoscimento della sostanziale ostilità europea alle scelte dello Stato italiano. La legislazione internazionale, ha detto Pinto, consente il permesso di soggiorno per richiedenti asilo e come protezione sussidiaria. Entrambe le disposizioni hanno una matrice europea. Noi poi abbiamo prodotto con il genio italico la protezione umanitaria nel 2011, che ha fatto indispettire i paesi dell'Unione Europea perché consiste in un permesso di soggiorno che consente di circolare in Europa. Gli altri paesi si sono visti invasi. Queste le parole del direttore centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere Giovanni Pinto in Parlamento. Ha parlato di genio italico. Quanto ai costi dell'operazione, ogni mese di pattugliamento costiero costa 9 milioni e mezzo di euro. A questi vanno aggiunti 50 voli di trasferimento interno dalla Sicilia al resto d'Italia per un totale di altri 2 milioni e mezzo di euro. Conclusione, ora servono altri fondi. Penoso, conclude Giovanni Polli, il tentativo di una sospetta retromarcia da parte di Pinto a margine dei lavori, quando il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in audizione aveva già fatto il giro delle redazioni e delle agenzie. Così la Padania, che fa il punto sulle parole chiare, pesanti ma chiare, del direttore centrale dell'immigrazione e polizia delle frontiere Giovanni Pinto del Ministero dell'Interno in Parlamento. Poi retromarcia, poi Renzi che dice addirittura allarmismo, non se ne parla nemmeno, va tutto bene. Mentre per Salvini è un'invasione, vanno denunciati sia Alfano che Renzi. Il Carroccio compatto chiede le dimissioni del ministro dell'Interno. Aggiunge il deputato leghista Molteni, il titolare del Viminale ha bisogno di ripetizioni da Maroni. Per Bitonci un costo insostenibile per le nostre comunità. L'Europa non c'è. Lasciamo la Padania con 2 segnalazioni ancora. L'articolo di Paolo Brera, pagina 9, sulla questione
dei nuovi sistemi di calcolo per truccare o guarire i conti pubblici. Che succede? Che da settembre l'Europa adotterà un nuovo sistema di calcolo, si chiama ESA 2010, la sigla sta per European System of National and Regional Accounts, cioè sistema europeo dei conti nazionali e regionali. Per l'Italia vorrà dire una crescita dell'1-2% dell'indice del PIL e un miglioramento sul debito, ma soltanto sulla carta, per criteri contabili. Infine andiamo in Lombardia con l'incomprensibile impugnativa di Renzi contro la legge che tutelava il Made in Lombardia. Maroni annuncia battaglia sugli ostacoli posti dal governo Renzi alle iniziative su marchio e moneta complementare per il rilancio della Lombardia. Pagina 12 e 13 su Pontida con i pullman e il programma della 4 giorni del Carroccio. Pagina 14 della Padania sulla campagna referendaria. Viene a firmare ai nostri gazebo. L'elenco dei gazebo per i 5 quesiti referendari promossi dalla Lega Nord è sul sito leganord.org o sul sito vieniafirmare.org. E infine il Basta Eurotour che fa tappa oggi a Monza e domani, e anzi non domani, il 2 venerdì 2 maggio a Cagliari. Basta Eurotour, bastaeuro.org, il sito di riferimento dal quale scaricare anche il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo. L'appuntamento oggi a Monza con il professor Claudio Borghi Aquilini e Matteo Salvini. Matteo Salvini, a proposito del quale c'è da segnalare anche un articolo su Libero, L'Europa che piace a Salvini, il titolo dell'articolo di Roberto Procaccini, un libro per Pontida sulla nuova Europa. Alle urne un referendum fra la finanza e i popoli, dice Salvini. Chiamateci euro-rivoluzionari. La Lega Nord si avvicina all'appuntamento elettorale di fine maggio con l'obiettivo di rivoltare la comunità europea e le sue istituzioni. Perno coi francesi del Front National di una coalizione internazionale di euroscettici. Il Carroccio si propone di rimettere in discussione tutto. No alla moneta unica, protezione dei mercati e dei sistemi economici interni dell'Unione Europea, cambio di passo nella gestione dei flussi migratori, stop al centralismo di Bruxelles e soprattutto attenzione alle identità e tradizioni delle regioni dell'Unione Europea. È scritto nero su bianco La nuova Europa, casa editrice Il Cerchio, 10 euro, un libro manifesto politico che verrà presentato il prossimo weekend alla 3 giorni di Pontida, il tradizionale raduno di partito, quest'anno arrivato alla 25esima edizione. Autore del testo, con la collaborazione di Nicolò Zavarise, è Francesco Barana, giornalista veronese, membro dello staff della delegazione leghista all'Europarlamento. Nel libro, racconta Barana, si parla di lavoro, famiglia, identità, immigrazione. Ho strutturato i temi sui quali in questi anni gli eurodeputati leghisti hanno lavorato con maggiore intensità. A trasformare il libro da guida orientativa a vero e proprio programma politico per il prossimo quinquennio all'Europarlamento è l'intervento di Matteo Salvini, il segretario della Lega, capolista in tutte le circoscrizioni, con già 2 mandati alle spalle da deputato a Bruxelles. Nell'intervista che chiude il libro amplia e fa suoi i temi portati avanti da Barana. Quella del 25 maggio non sarà un'elezione europea, dice Salvini, ma un referendum fra chi ha assurto a suo idolo il dio mercato, la finanza e la tecnocrazia, e chi pensa che l'Europa siano popoli, lingue, diversità, culture e politica con la P maiuscola, che guida i processi economici anziché subirli, dice Salvini. Il Carroccio si avvicina alla tornata elettorale raccogliendo segnali positivi. L'ultimo sondaggio SVG fotografa il partito al 5,6%. Lontano dal 10,2% del voto del 2009, ma in crescita rispetto al 4,08% delle scorse politiche. A differenza di altri non mi vergogno del passato, dice Matteo Salvini, che da segretario sta conducendo l'opposizione al governo Renzi e ha lanciato la raccolta firme per i quesiti referendari contro riforma Fornero e per l'abolizione legge Merlin tra gli altri. Non cambiamo simboli, nome e progetto, dice Salvini. Un cambiamento di posizione della Lega però c'è stato, da eurocritica come è sempre stata è diventata euro-rivoluzionaria, dice Barana, Lorenzo Barana, l'autore del libro La nuova Europa. Da eurocritica a euro-rivoluzionaria. L'Unione Europea era una bellissima idea, dice Salvini, ma oggi è diventata solo un mercato senza valori. Da forza politica investita di responsabilità di governo, il Carroccio ha avuto con le istituzioni comunitarie un rapporto pragmatico, dice Salvini, ma adesso che abbiamo trovato alleati che la pensano come noi,
È possibile cambiare, non più solo trattare. Quali alleati? Il Front National, poi gli olandesi del PVV di Geert Wilders, gli austriaci dell'FPÖ e ancora i fiamminghi del Vlaams Belang, gli inglesi dello UKIP, i democratici svedesi con una strizzata d'occhio a Russia Unita di Vladimir Putin. I partiti cioè che vogliono salvare le identità locali dall'omologazione comunitaria e che nella diversità di posizioni sono uniti dalle strategie. Ci sono i nemici comuni, l'euro e l'immigrazione di massa, e i soggetti da tutelare, lavoro, società, famiglia. La casa comune europea non va ristrutturata, va ricostruita. Nello schema binario della nuova Europa, le leve per cambiare l'Unione Europea sono spiegate e ribadite: rinunciare alla moneta unica, rendere protezionista l'impianto economico comunitario, stop all'estensione verso i paesi dell'Est Europa, no categorico alla Turchia. In questa tornata, conclude Libero, la Lega si gioca una fetta di futuro in Italia e lo sa bene Salvini che si rivolge anche ai meridionali. L'autonomia è un'istanza sentita anche al sud. Così Libero sul libro che verrà presentato anche a Pontida. La nuova Europa, la Lega di Salvini, la battaglia identitaria. Il Giorno, il quotidiano nazionale, invece apre la sua prima pagina con una hostess velata alla araba. Benvenuti su Alitalia, verso l'accordo tra gli emiri e la compagnia di bandiera. L'Unità invece mette in prima pagina la vignetta di Staino, critica nei confronti di Renzi, ma Renzi non aveva detto che avrebbe fatto tutto in 4+4+8? Sì, risponde Bobo, ma ti sembrano tempi questi in cui 4+4 fa 8? In effetti, il Manifesto, il quotidiano comunista, invece apre sui numeri. Sulla ruota del Senato ora Renzi si gioca il 10 giugno in tema di riforme. Esatto, giorno più, 15 giorni più, 15 giorni meno, ha detto Renzi, non c'è problema. Renzi dà i numeri sul Senato, titola il Manifesto. Il Premier subisce lo stop del suo disegno di legge costituzionale, ma azzarda un'altra data ultimatum, il 10 giugno. L'ultimatum era il 25 maggio. Entro il 25 maggio si doveva votare la riforma costituzionale. Ancora prima dovevano essere dati tutti i debiti della pubblica amministrazione, dovevano essere pagati. Restituzione totale dei debiti della pubblica amministrazione. E dentro il 25 maggio, data delle elezioni europee, votare la riforma del Senato. Adesso l'ultimatum è stato spostato al 10 di giugno e si inventa Renzi una proposta impossibile di elezione dei senatori. Si allungano i tempi per il testo base, proposta shock di Palazzo Chigi, a ogni regione il suo sistema per scegliere i senatori. Ormai siamo al bar, non al tavolo delle riforme. Ogni giorno se ne spara una. A proposito di cose sparate, il Foglio giustamente mette in pagina oggi quel brano del libro della scrittrice Melania Mazzucco, intitolato Sei come sei, il libro, che è stato letto nel liceo Giulio Cesare di Roma. Quel libro su cui ieri la Mazzucco, autrice del libro che è stato letto appunto nelle scuole, nel liceo Giulio Cesare di Roma, è intervenuta su Repubblica dicendo che è un attacco fascista quello che è stato portato ai due docenti che hanno letto questo libro, che è la libertà, la pluralità, eccetera, eccetera. Insomma, in poche parole, si poteva leggere e si è letto da parte dei due docenti questo passaggio qui. La demofellazio la chiama il Foglio in prima pagina oggi. Sei come sei della Mazzucco, scrive Nicoletta Tiliakos, autrice del commento, non è osceno, è solo brutto e i ginnasiali non se lo meritano. Però il commento di Nicoletta Tiliakos è preceduto dalla citazione dal libro. Cosa ha scritto la Mazzucco nel libro, letto poi al liceo Giulio Cesare? Nessuno avrebbe mai sospettato che quel muscoloso, ruvido stopper della squadra di calcio dell'Oratorio la notte si stancava la mano sulle foto di Jimi Hendrix, Valery Borzov e Cassius Clay. Pure, benché sapesse che Mariani Andrea non soltanto lo avrebbe respinto, ma anche tradito e sputtanato, un pomeriggio, quando dopo la partita indugiò nello spogliatoio e si ritrovò solo con lui, Giose decise di agire, indifferente alle conseguenze. Si inginocchiò, fingendo di cercare l'accappatoio nel borsone, e poi con un guizzo fulmineo, con una disinvoltura di cui non si immaginava capace,
ficcò la testa fra le gambe di Mariani e si infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Invece di dargli un pugno in testa, Mariani lasciò fare. Giose lo inghiottì fino all'ultima goccia e sentì il suo sapore in gola per giorni. Il fatto si ripeté altre 2 volte, innalzandolo a livelli di beatitudine inaudita. Questo è il testo proposto ai liceali. Non credo che se ne siano scandalizzati più di tanto, a dire il vero, però il concetto è: sta roba qua serve per integrare, capire la differenza, eccetera, tutte queste belle parole qui, libertà, antifascismo e via dicendo. Melania Mazzucco, scrive Nicoletta Tiliakos in prima pagina sul Foglio, è nota per aver vinto il premio Strega nel 2003 con Vita, pubblicato da Rizzoli, romanzo nel quale in alcune pagine aveva fedelmente parafrasato, tenetevi forte, Guerra e pace di Tolstoi, riaffiorato pare dall'inconscio e non dalla libreria di casa o da Google. Se infliggiamo ai lettori un campione della prosa della Mazzucco, scrive Nicoletta Tiliakos, è solo perché Sei come sei è stato adottato come testo da far leggere e commentare da alunni del ginnasio nel liceo romano Giulio Cesare. Ginnasio significa quarta e quinta, primo anno insomma, e secondo anno di liceo classico. Il romanzo, presentato come la storia di una famiglia normale, lui e lui, più figlia, ottenuta in Armenia con l'utero in affitto, è stato scelto da alcuni docenti impegnati nel programma di lotta alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Qualche studente ne ha parlato a casa, qualche genitore ha chiesto spiegazioni e i giuristi per la vita hanno denunciato i docenti per divulgazione di materiale dichiaratamente osceno tra ragazzini di 13-14 anni. Non è mancato il gruppo di beoti che ha colto l'occasione per dispiegare davanti al liceo uno striscione con su scritto maschi selvatici e non checche isteriche. Ma la vera occasione l'ha colta la Mazzucco, scrive Nicoletta Tiliakos sul Foglio. Su Repubblica ha parlato ieri di intimidazione squadrista a proposito dei professori denunciati e ha lamentato niente meno che il ritorno all'indice, lo strumento con cui la Chiesa condannava alla proibizione quella che Mazzucco ha chiamato il meglio della letteratura e del pensiero occidentale, categoria nella quale, basta aprirlo a caso, sarebbe piuttosto arduo inserire il romanzo della Mazzucco, Sei come sei. Perfetto esempio di quanto possa essere brutta la pseudo-letteratura al servizio dell'ideologia e del politicamente corretto, occasionalmente in versione gay-friendly. Della ragazzina Eva che ha 2 papà, Christian e Giose, ed è nata da maternità surrogata, ci viene detto che è bambina precoce dall'intelligenza non comune. La sua famiglia normale è stata costruita grazie a una portatrice testuale, altrove si dice surrogata, della quale ai 2 futuri papà interessavano solo i parametri biologici e che altro se no, anzi zoologici, aveva osservato Christian. Insomma, non cercavano una donna, ma una femmina. È da questa pratica edificante che nasce Eva. Poi il padre genetico, Christian, muore in moto mentre procedeva a 120 all'ora su una stradina di campagna e la sua famiglia non accetta che la bambina rimanga con Giose, l'altro papà della famiglia normale. Prima però c'era stata la terribile umiliazione della festa della mamma, entità obsoleta e antidemocratica nel mondo arcobaleno della Mazzucco, la mamma, non solo la festa. E dire che all'inizio la maestra si era forse consultata con i colleghi del Giulio Cesare, l'aveva soppressa, scrive Mazzucco, per non offendere la sua sensibilità. I bambini si erano lamentati della soppressione della festa della mamma, che la maestra aveva soppresso perché c'era una bambina in classe, cioè la protagonista del romanzo, che era figlia di 2 papà e non aveva la mamma. I bambini si erano lamentati, gli altri genitori, scrive Mazzucco, avevano protestato, i suoi avevano acconsentito a ripristinarla e così quel giorno, mentre i compagni fabbricavano un disegno o una statua di Das per la mamma, a lei non venne in mente niente da offrire a una donna che non poteva né voleva immaginare. Così scrive Mazzucco. Noi invece, conclude Nicoletta Tiliakos sul Foglio, non immaginiamo la felicità della Mazzucco per tanta pubblicità a buon mercato. La preside del Giulio Cesare, nel difendere la scelta di farlo leggere ai ginnasiali, ha detto che il libro della Mazzucco è un bel libro pieno di poesia e delicatezza.
Una prova, citazione, la cabina era poco più grande di un ascensore, ma provvista di riviste pornografiche per stimolare l'erezione. Donne e uomini nudi, organi genitali squadernati in primissimo piano, adatti a ogni tendenza sessuale. Jose apprezzò la sensibilità dei dottori, ma lo disgustò l'idea di concepire suo figlio masturbandosi sulla fotografia di uno stallone professionista. Chiuse gli occhi, pensò a Christian e attivò la mano. Eiaculò in 4 minuti e per la fretta, maldestramente, metà lo schizzò fuori. Gocce di liquido cremoso e opalescente colavano sul bordo del contenitore. Dovette pulirlo col Kleenex. Il dottore incamerò il suo sperma e lo spedì in laboratorio senza commenti, scrive Mazzucco. Appunto, conclude Nicoletto Tiliakos in prima pagina sul Foglio. Non possiamo fare a meno però di citare a questo punto anche l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Sentite un po'. Esaltante banana. La banana è diventata di moda, anche Renzi se l'è mangiata perché il giocatore del Barcellona ha raccolto una banana buttatagli sul campo e se l'è mangiata prima di calciare un calcio d'angolo. Quindi gesto intelligente. Dopodiché è diventato un gesto standard mediaticamente rilanciato per essere tutti corretti, puntuali, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere l'utilizzo mediatico del gesto. Scrive Marcenaro. Esaltante banana. Banana come simbolo rigirato, banana contro il razzismo, banana più efficace che uscire dal campo, più convincente di una campagna pubblicità e progresso, più vincente di 100 lagne, banana che illumina la mente al di là di Lincoln, che allarga i cuori e fa sue le coscienze, banana di tutti, di chi l'ha raccolta, di chi l'ha vista partire, dei buoni da sempre, degli ex cattivi che non possono più dire di non aver capito, della sinistra intelligente che non aveva pensato a un uso talmente progressista della United Fruit Company, e banana della destra popolare come della sinistra low profile che non ammetterebbero mai di aver covato un lanciatore potenziale dentro se stessi. Banana in quanto miracolo, conclude Marcenaro, in quanto dito medio alzato per una buona causa e a pentimento supremo del lanciatore che, come direbbe Papa Ciccio, chi sono poi io per giudicare? Peccato solo che Dani Alves, il calciatore, l'abbia mangiata. Se la succhiava era Melania Mazzucco. Eccola là, mia moglie. Sono 2 giorni che mi sta addosso perché vuol lavare